Ecco il tiro. Ed è gol de punta. E il giocatore viene portato in trionfo. Noi restiamo un attimo collegati con te perché sei alla macchinetta per farti la fototessera, giusto? Esatto, aspetta un attimo. Sì. Come funziona qua? Buongiorno signor, benvenuto alla macchinetta delle fototessere. Buongiorno. Cosa devo fare? Prego regolare il sgabelletto. Ecco qua, sgabelletto. Sì, però è un po' basso, non mi vedo mia, non vedo, cioè non vedo neanche lì dove è l'obiettivo. Mi spiace ma piazza su di così non va. Se sei alto come una lattina di acqua brillante non è mica colpa mia. Si metta in piedi. Cosa vuole che ci dica io? Non sono mica suo pare. Oh, non va più su di vabbè, sto in piedi, dai che arrivo. E adesso cosa devo fare? Scegliere il formato desiderato. Fototessera. Pose diverse se magari te vuol far le facce da deficiente col tuo amico stupido e dopo te le fai vedere in marea. Così te vuol dire che fora de testa che siamo. Siamo due schioppati, due matti ciroli, oppure due pose uguali e una grande, che non ha mai fatto nessuno. Non so neanche perché l'ha inventata. Oppure foto unica con Dedrio e il sfondo dei Caraibi che non ci crede neanche un buteletto con gli occhiali spessi e con l'elastico taccato di Drio. Oppure foto con una patata da spettino, foto con una normale, foto con un cadanasso. È a posto. Tutte queste robe qua, ma a me vuoi solo delle fototessera? In effetti però me l'avevo domandato anch'io come mai avessero fatto quelle con due piccole e una grande. Però vabbè, infatti cada verga una carta d'identità bella gigante. Esatto. E quelle, è vera, quelle con i Caraibi di Drio. Sì, che tristezza è adesso. Sì, non che crede nessuno che te eri i Caraibi. No, infatti. No, volevo fare la fototessera, grazie. Bene, hai scelto fototessera. Guardare dentro l'obiettivo. Sorridi. De più, hai i denti beige. No, come i denti beige, dai. Oh, ma sto fuori invece. Oh, come ti permetti i denti beige? Dai, su, fai per piacere che ho anche fretta. Dai, scatta sta foto. Pronto? 3, 2, 1. Aspetta, mettiti a posto i capelli che mi pari un giandone. Ma no, ma come fai a vederlo? Vabbè. Che ti do un urtone invece. Come? Mi pare un giandone. Dai, mi sono anche appena tagliati. Dai, fermo sta foto. 3, 2, 1. Ma hai sempre avuto quel ciaone nero vicino al naso. Ma no, ma dai. Certo, vecchio, è un neo, cosa che è? Oh, ma te permetti, vecchio, ciaone, ma sto fuori. Ma pensa te. No, che ciappo un cacciavite verso la macchinetta e ti do un grattone, vecchio, ci sta. Dai, comincia a offendere, te offendi, vecchio. Ah, ok, scusa, dai che scatto. 3, 2, 1. Potevi metterti un'altra camisetta, ma però no. pari un tedesco. Magari hai anche i sandali coi calzetti bianchi. Sta camisa qua l'ho messa apposta. Sono a tolla dai cinesi. Appunto, no, vabbè, però voglio dire, cosa si fa gli affari tuoi, dai. Dai, va bene, dai, scatta per piacere, dai che ho freddo. Va bene, dai, vado, scatto. 3, 2, 1. È la scattata. Hai visto il flash? Sì, mi pare di sì che ho visto il flash. Sito sicuro, a volte la si incanta. Vabbè, ma aspetta 2 minuti che vedevo. 2 minuti, non mi ha tempo, dai. Se non lo sa lei, scusa. Eccola. Sento che la vien fora. Mi ruzza la panza. Tac, eccola lì bella caldina come una loffia. Ma dai. Ma è incredibile. È fuori sto qua. Caspita, ma che foto me l'ho fatto? Sono fuori con gli occhi serrati. Vecchio, non so cosa dirti. Potevi tenere gli occhi verdi. Non sarà mica colpa mia, era. Ho capito, però, dai. Con gli occhi serrati, come fa a farla a mettere sulla carta d'identità, dai? Comunque mi preoccuperei di più della camiseta e non degli occhi serrati. Ma dai. Ma come la camiseta? Ma va bene, dai. Vabbè, dai, ciao, grazie. E fermo lì. In dove credi di andare? Escape. Hai inserito Escape? Oh, sì, Escape, scusa, mi ero dismettegato. Scusa, no, non mi ha fatto apposta. Bene, inserire Escape. Sono 15 euro, anzi 16. Scusami, ero sbagliato. Come 15, anzi 16? Furbo. Per delle foto lì. Con un ventino attaccato adesso. Lo so bene, non sono mica imbecille. E fatalità, la macchinetta non dà resto neanche se ti soffi il naso con le mani e dopo ci dai una pacca sulla spalla a quello là alto 2,5 metri. E cattivo come una bestia in cattività che ci hanno pestato una santa, tirato la coda e sprizzato la macchina nuova di bala.
Cioè, no, Scusa. foto con gli occhi serrati, 20 euro, non mi dai neanche 4 euro del resto. Ma Bifido, puoi chiedergli di nuovo il resto, perché veramente è da aspettino sta cosa. Cioè, cos'è che dovrebbe fare uno per avere il resto? Anzi, non glielo dai neanche, sentiamo. La macchinetta non dà resto neanche se ti soffi il naso con le mani e dopo ci dai una pacca sulla spalla a quello là alto 2,5 metri. È cattivo come una bestia in cattività che ci hanno pestato una satta, tirato la coda e sprizzato la macchina nuova di bala. A parte che vuoi vedermi le bestie con la macchina, Esatto. a parte bisogna che mi rifassa la foto. foto, Sì, ma vado da un'altra parte o domani vado da un fotografo, dai. Va bene, dai, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci e salutami Marco che saluto. Bianca Olindo che... ma dico niente. No, Però, meglio. secondo me, lo stesso dai, anche se... ma Cosa? mi sbaglierò. Sì? Beh, un po', mi sembra un po' indeciso cosa. Va bene, dai, ci vedremo, dai. Buona Ciao. domenica, ciao.